La cooperativa Giotto è nata nel 1986 dall'idea di un gruppo di giovani laureati in scienze agrarie e forestali per offrire servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde. La nostra cooperativa si propone di inserire al lavoro persone cosiddette svantaggiate, persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, pazienti in trattamento psichiatrico, persone detenute, recluse in carcere oppure in misura alternativa alla pena. Oggi la cooperativa conta 650 dipendenti, di cui il 30% sono persone svantaggiate. I servizi che svolgiamo per enti pubblici e privati riguardano ambiti diversi: la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde, i servizi ambientali, compresi le pulizie civili e industriali, le attività di contact center e servizi di back office, gestione di parcheggi, servizi museali, portierato e diverse altre attività di assemblaggio. Lavorando a contatto con le persone disabili, detenute, psichiatriche, abbiamo da subito assegnato un focus specifico alla formazione, sia del personale svantaggiato che normodotato, concentrandoci sulla correlazione tra rischi legati alla mansione, che verrà affidata al lavoratore, e il suo stato psicofisico. Per ogni lavoratore svantaggiato predisponiamo un piano di formazione individualizzato che definisce sia le modalità di erogazione della formazione e dell'addestramento, sia le indicazioni operative da mettere in atto per garantirne l'efficacia. Ci siamo dotati di certificazioni specifiche e abbiamo adottato procedure e istruzioni operative atte a garantire la prevenzione di incidenti, di infortuni e di malattie professionali. Il nostro ufficio formazione si occupa di valutare, progettare e fornire i migliori percorsi di formazione per i nostri lavoratori. La formazione che scegliamo varia in base alle esigenze specifiche e alla natura del lavoro svolto. Infatti, visti i numerosi servizi che svolgiamo, la formazione passa da rischio basso per le attività impiegatizie di custodia, contact center, ad attività a rischio alto e medio come manutenzione del verde e raccolta rifiuti. Ci supporta in questo Vega Formazione, che ci permette di migliorare le competenze dei nostri lavoratori anche attraverso la partecipazione a corsi per l'acquisizione di abilitazioni specifiche, come ad esempio utilizzo di piattaforme aeree, questo per migliorare le conoscenze tecniche e le competenze trasversali dei nostri lavoratori. Grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni ci siamo resi conto che uno degli errori principali è quello di creare una formazione standardizzata. Invece è importante considerare le singole esigenze di ogni lavoratore, soprattutto quando parliamo di lavoratori disabili o stranieri. La formazione sulla sicurezza deve essere personalizzata, resa accessibile e soprattutto tradotta in una concreta esperienza lavorativa. Proprio per questi motivi per noi è molto importante scegliere dei giusti partner per la formazione e Vega è diventato nel tempo uno dei nostri partner più importanti. Siamo convinti che un ambiente di lavoro realmente inclusivo e con spazi accessibili e sicuri permetta ad ogni persona di esprimere il meglio di sé, ma in totale sicurezza.